Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. The music loud, women walk, being kicked around since I was. Eccoci, allora, vediamo un po', sono riuscito a collegare finalmente un bel magazzino commerciale aderente, quindi inerente alla nostra sezione della miniera, perfetto, con una bella zona di stoccaggio proprio dei materiali che stiamo raccogliendo appunto nella nostra piccola miniera a sinistra. Vedremo adesso di impostare la sezione esporta per guadagnare quindi abbastanza soldini, per essere competitivi. Molto bene, allora, ho visto che ci sono diversi problemi di energia, siamo sotto di 2,7 megawatt, tu come stai andando con l'energia? Ancora con il vento ti stai alimentando? Con l'energia, allora siamo su 2,4 di eccesso, quindi insomma benino dai. Io adesso credo che andrò a collegare proprio una grande turbina orizzontale in modo tale da sfruttare più vento contemporaneamente. Allora, vediamo di cosa succede. Ovviamente la città ha bisogno di energia, soprattutto guardate un po' la nostra miniera come si occupa dell'estrazione in maniera proprio rapida, e addirittura non essendoci energia, vedete un po' le carrucole che andranno a prelevare i minerali sono ferme, davvero molto molto figo da vedere. Perfetto, allora mi sa che stiamo arrivando soprattutto qua al nostro industria. obiettivo. Vediamo come va l'inquinamento. Perfetto, proprio quest'area è destinata all'inquinamento e il vento la porterà tutta dall'altra parte, quindi non ci sono problemi per la nostra popolazione. Allora, stiamo fornendo energia, perfetto, una grande turbina orizzontale, questa ci eviterà tutti i problemi. Adesso siamo in eccesso, guardate che figa questa enorme paletta, vediamo se adesso entrerà in rotazione. Eccola qui che parte, mamma mia. Allora, vediamo un po' cosa succede nella sezione dell'estrazione. Carenza di elettricità, perfetto, stiamo per risolvere il problema. Allora, continuiamo ad espandere la nostra zona residenziale perché i lavoratori sono quelli che servono per mandare avanti la cittadina. Perfetto, proprio qui. Allora qua. Molto bene. Allora, mi sa che sta aumentando anche la domanda commerciale a medio reddito. Vediamo questi negozi come li ritroviamo. Medio reddito. Eddie, tu hai già cominciato a migliorare le strade o no? No, io ancora no. Però vedo che già qualcuno chiede una clinica, proprio perché ci saranno dei problemi aderenti inerenti alla salute. Anche a me. Anche a me. Maledizione. Sì, qua. Cioè, non lo so cosa dobbiamo fare. Nel senso, c'è una possibilità di dividere magari i servizi. Magari io faccio una cosa, tu ne fai un'altra. Guarda, se tu puoi provvedere provvedere per il problema della spazzatura, io provvedo per il problema della sanità, ok? Tu spazzatura, io sanità. Va bene. Allora, vediamo innanzitutto di aumentare anche il valore di questi negozi che si ritrovano a bassa densità proprio in questa zona. Molto bene, il municipio ci dà una mano e noi ovviamente sfrutteremo la sua potenzialità. Allora, vediamo un po'. Proprio questi negozi mi sa che li lasceremo a bassa densità per la presenza quindi della miniera. Quindi allora vedremo un po' di collegare in questa zona una nuova zona commerciale. Vediamo un po' dove possiamo posizionarla. Ecco, già ci sono dei negozi, ovviamente la domanda continua ad aumentare. Allora, vediamo se possiamo posizionare qualcosa. Vediamo un po', perfetto, un bel parco proprio in questa zona, molto bene. Allora, perfetto, stiamo aumentando la nostra domanda. Io sto un po' migliorando le strade. Le strade? Sì, un pochino, sì, perché ho qualche problema di traffico. Se sto traffico è davvero un problemone. Allora, perfetto, stiamo aumentando anche i negozi. Sì. La domanda industriale sta diminuendo. Perfetto. Allora, vediamo un po' come va la nostra miniera. Mi sa che abbiamo esportato già qualcosa o ancora no? Ancora niente, mi sa. Perfetto. Allora, come sta andando la nostra zona industriale? Vediamo cosa dice il nostro amico. Il minerale grezzo è così grezzo che dovremmo procurarci una fonderia. Ancora per la fonderia la strada è lunga, amico mio. Quindi una bella clinica proprio nella parte nord di città, così aiutiamo anche il nostro Marchino. Perfetto. Clinica completata. Bravo. Mettiamo innanzitutto. C'ho da fare la discarica io. Sì, una bella area di sosta per la nostra ambulanza. Ok, per adesso ci teniamo un'ambulanza per la nostra città, visto che ci sono già 2 morti al giorno, e un'altra ambulanza la manderemo dal nostro Marchino. Visto che abbiamo tutti questi soldi, per adesso possiamo posizionare una bella insegna. Guardate un po', Health Clinic, guardate che figo. Ok. Allora, vediamo un po', molti problemi di salute, ci sono moltissimi feriti, quindi è necessario collegare una nuova ambulanza, probabilmente per aiutare il nostro Marchino. Allora, vediamo come sta andando, 14 tonnellate al giorno. Allora, adesso sto sistemando le strade io ragazzi, così da non avere problema del traffico. Adesso vado a fare la discarica per aiutare il mitico Joe. Allora, aspetta un attimo. Colleghiamo una nuova ambulanza. Ok, già c'ho.
Perfetto. C'è già un miglioramento qua. Ok. Ti inizio a inviare un'ambulanza? Oh, comune. Vai, vai, perfetto. Invece io vado di... È partita. Di scaricozza, di scaricozza. Io già ho 345 tonnellate di immondizia, quindi mi sa che devi inviare un bel camioncino. Ok, allora dove possiamo fare? Sta di scarica. Allora, facciamo... cazzo, non è semplice perché c'è lo spazio è quello che è. Allora, vediamo un po', in questa Ok, zona mi sa che vai di posso qua. migliorare qualcosa. Vediamo se possiamo aumentare la densità della nostra popolazione. Perfetto. Ok, allora mettiamo... Allora, miglioriamo un attimo la cosa. Vai di strada. Poi mettiamo un po' di camioncini. Perfetto, quest'area verrà Ok. convertita in area commerciale. E questo. Molto bene. Allora adesso per inviarti il camioncino devo... Allora, città... di scarica. Andiamo dal buon Eddie e ti mando un camioncino. Bene, bene. Ok, tu è andato. È arrivato? Perfetto. Sì, te l'ho mandato, adesso... Perfetto, Sì, perfetto. sì, Così almeno questo un problema camion- della spazzatura non influirà sul mio territorio, perché ovviamente la spazzatura creerà dei problemi, quindi devo stare molto attento. Allora, vediamo un po', abbiamo addirittura la sala di attesa completamente piena, mi sa che dobbiamo collegare un'altra zona di come possiamo dire, di cura dei nostri pazienti. Perfetto. Vediamo un po' per quanto riguarda le nostre transazioni recenti, ben 5.000 dollari ottenuti con lo scambio di minerali. Perfetto. Ancora domanda residenziale che sta aumentando. Adesso devo aspettare un po'. Molto bene, sono sceso a 3.000 abitanti perché le abitazioni si stanno rinnovando. Potete vedere il livello della nostra media densità come sta aumentando proprio in maniera drastica. Ok. Perfetto. Allora, vediamo un po', domanda commerciale molto alta. Adesso stiamo edificando finalmente i nostri piccoli negozietti. Buono. Ok. Qua il problema... Qua ancora... Ok, perfetto. Il discorso della sanità a posto con l'ambulanza che è arrivata. È arrivata? Sì, perché prima avevo il problema dei feriti, adesso non ce l'ho più, quindi insomma, secondo me è arrivata. Io inizio a mettere Ok. immediatamente una bella stazione dei pompieri. Quest'altro problema lo posso prendere io, proprio in questa zona. Vediamo un po' se possiamo metterlo vicino alle nostre abitazioni. Ok, allora io vado... Allora vado con la polizia. Sì, sì, dopo. tu vai con la polizia. Appena posso. Molto bene. Perfetto. Vediamo cosa succede. Perfetto, il servizio Perfetto. antincendi è anche disponibile per i vicini. Appena metterò un altro camioncino te lo invierò subito. Ok, allora, quanti abitanti sei arrivato? Ah, 5.005. Ah, perfetto. Allora, in questa zona mi sa che possiamo continuare con la nostra zona residenziale. Perfetto, proprio quella a bassa densità che davvero può stare vicino alle industrie. Quindi vediamo di collegarla proprio da questa parte. Qua cazziamo. Perfetto. Olè, molto bene, vediamo di collegare inizialmente delle abitazioni proprio in questa zona, ovviamente vicino alle industrie. Le case a bassa densità possono rimanere, quindi Andiamo molto di bene. medio livello. Ok, Ok, andiamo ancora con parchi, perché qua servono parchi assolutamente. Gli amanti dello shopping invadono i negozi locali. Bene. perfetto, come potete ben vedere la nostra domanda residenziale sta diminuendo, proprio quella a bassa densità, sono necessari dei lavori ovviamente a bassa densità ed ecco qua che stanno arrivando i nostri cittadini. Questi li ritroviamo a media densità proprio per l'influenza dei parchi, però ovviamente questi in prossimità delle industrie sono a bassa densità. L'ambulanza di Skull Island corre in soccorso. Perfetto. Bene. Vediamo cosa ci dice qualcuno qui vicino alle nostre case. Non vedo l'ora di vedere un Rally Monster Truck. Ehi, dovresti costruirne uno. Vediamo un po' che cos'è questo Rally Monster Truck. Wow, una specie di centro espositivo. Programma e completa un evento al centro espositivo. Mi sa che è qualcosa aderente alla cultura o addirittura al turismo. Quindi per adesso lasciamo questa missione un pochino incompleta. Vediamo per quanto riguarda addirittura un incendio nella parte nord della nostra città. Una bella casa, la casa campagna ha preso a fuoco. Vediamo un po', ecco i nostri pompieri finalmente che arrivano. Mi sa che dovrò costruire subito un altro camioncino per inviartelo. Vediamo un po', 20 tonnellate al giorno. Adesso Edward, io adesso cerco di andare un po' avanti con i soldini perché devo cominciare a costruire il pozzo petrolifero, quindi adesso ho bisogno di un po' di soldini, sono un po' fermo con il resto perché l'obiettivo è andare di pozzo per cominciare ad avere un introito maggiore dal petrolio. Quindi vai direttamente con il pozzo Quindi questo è petrolifero. l'obiettivo adesso.
Sì, così sfrutto tutto quello che c'è, mi faccio i miei soldini, una volta finito quello vado di brutto sulla cultura con i monumenti, quelle robe Stai là. attento, Questa è guarda, la mia idea guarda più o meno quante scorte hai di petrolio. Deve esserci scritto. E dove? Aspetta, qua c'ho petrolio. Mi dice tantissimo, però non mi Allora dà il dato. devi provare a fare così. Prova a inserire la prima la prima zona di raccolta e vedi che cosa succede, perché ti dovrà andare a segnalare quindi quante merci avrai lì dentro. Quindi prova a fare così. Certo, certo. Bene. Sì, dopo appena ho la possibilità di costruire la cosa vado sicuro. Cerco di accumulare un po' di soldi per stare tranquillo, per non avere proprio problemi economici, che sappiamo che qua i problemi economici sono dietro l'angolo. Sì, mamma mia, proprio appena inizia la zona del rosso, ovviamente è inerente ai nostri risparmi, davvero si va in crisi. Comunque ho posizionato altre due zone di raccolta, 15.000 l'una, potete vedere che stanno iniziando a raccogliere minerali, eccoli qui dall'alto, potete vedere che passano attraverso i condotti e adesso con i prossimi soldini vedremo di completare finalmente una nuova zona inerente all'acqua stessa, visto che siamo un pochino sotto. Allora, qui ci sono ben 1673 litri. Io come siamo? Energia perfetto. 2,6, acqua siamo a 4,4, bene. Adesso che ci sto pensando, credo che non costruirò immediatamente la sezione dei trasporti, ma penso che mi specializzerò sul dipartimento dei servizi pubblici, perché visto che io ho tutta quest'acqua proprio nella parte sud, sarebbe un'ottima idea costruire la stazione di pompaggio in modo tale da prelevarne tantissime e venderla, quindi potrei anche ricavare più soldi che con i minerali, quindi potrebbe essere anche un'altra idea. Quindi mi sa che va bene. Il dipartimento dei trasporti potresti farlo tu magari più avanti. Ok, va bene, io sì, primo deve essere il turismo, perché dopo vado sicuramente. Certo, perché anche quello dei trasporti ti può aiutare a fare venire più turisti nella tua città. Certo, hai fatto. Assolutamente. Allora, visto che abbiamo disponibile senza anche dubbio la zona a sinistra, allora, proprio in questa zona potremmo espandere magari le residenze ad alta densità, visto che ritroviamo una zona molto isolata e soprattutto dove non ci sono industrie e quindi alcun problema. Quindi possiamo creare addirittura un ponte, come dire, per condurre, vediamo se possiamo farlo, dannazione pendenza stradale troppo ripida, dobbiamo trovare il luogo giusto per effettuare quindi il nostro lavoro, vediamo un po' se possiamo farlo. Perfetto, mi sembra di aver fatto tutto, vediamo, maledizione. Dobbiamo prendere immediatamente la nostra stradina, avanti, maledizione pendenza stradale, c'è troppa pendenza, non riesco a costruire. Oh, ecco il ponte, va a costare 13.000 dollari, quindi io penso di andare a costruire un bel ponte, il School Highland Bridge, che andrà a formare quindi la nuova casta della popolazione. Il ponte sullo stretto, raga, il ponte sullo stretto di Joe. Intanto c'è qualcosa, Marco, mi sa che dovrai costruire il più presto possibile il centro di polizia, perché qui tanti cittadini sono proprio pronti a incriminare la mia città, quindi mi sa che dovrai fare abbastanza presto. Sì, appena riesco a fare il pozzo vado sicuro di quello, al 100%. Perfetto. Allora, vediamo un po'. Innanzitutto diamo un'occhiata alla nostra zona commerciale. Perfetto, compratori con reddito medio insufficienti, maledizione, però abbiamo una buona zona. Attenzione, qua c'è un bel edificio, causa edifici in fiamme, la piccola casa campagna la mandiamo in fiamme. Vediamo di costruire una bella zona commerciale, anzi no, questa zona la lasciamo dedicata all'acqua, molto bene per la presenza. Mamma mia, c'è davvero tantissima acqua disponibile. Però visto che abbiamo, come dire, la possibilità di edificare qualche area commerciale, perché non farlo proprio in questa zona? Molto bene, vediamo di selezionare la nostra zona a bassa densità. Ho sbagliato. Perfetto. Ok, questa zona qua sarà dedicata principalmente ai nostri cittadini di bassa densità. Ok. Allora, innanzitutto iniziamo ad aumentare le strade, soprattutto aumentiamo il valore del terreno, molto bene, via media densità nella parte nord del nostro paese. Come sta andando per quanto riguarda la tua popolazione? Quanti cittadini hai? 5100, siamo sempre là, perché adesso chiaramente con il discorso del petrolio non ho possibilità di espandermi più di tanto, quindi devo aspettare un attimo e decidere cosa fare. Sono un attimo in difficoltà, però ho un dubbio su come sviluppare la città da quel punto di vista, perché se devo fare il pozzo. Quanti pozzi petroliferi puoi costruire? Uno solo?
Ne faccio uno bello grande. Ok, io ti consiglio, perché io già ho effettuato ho già percorso questa via del petrolio. Io ti consiglio di costruire una prima Sì. centrale petrolifera in modo tale da raccogliere più petrolio possibile, con tanti potenziamenti, Sì. quindi non tante centrali, bensì una sola con tante Certo. possibilità di raccolta. Concordo. Molto bene, abbiamo aumentato la densità per la nostra popolazione, adesso questa zona potete vedere già a basso reddito, aiuterà la nostra popolazione ed ecco che già il bisogno sta diminuendo. Perfetto, possiamo ancora aumentare il valore di questi terreni perché la nostra popolazione ha necessità di essere ampliata. Ok. Perfetto, possiamo collegare innanzitutto un bel parco proprio da questa parte. Benissimo, olè, il terreno è stato aumentato. Qua mettiamo la strada. Infatti il problema della polizia, abbiamo un crimine al giorno, mi sa che devi arrivare immediatamente tu con i tuoi agenti di polizia e i membri della SWAT proprio immediatamente. Allora, Ok. posso collegare innanzitutto un altro centro di raccolta, 343 tonnellate disponibili, e mi sa che mi concentrerò principalmente con un unico centro, quindi questa zona per adesso la possiamo sfruttare in qualche altro modo. Ecco che ci sono altri problemi di energia, la città ha bisogno di energia. Quanto costa il pannello di energia solare? $33.000. Ma anzi, Devo forse mi è fare venuta un'idea, i Marco. Io magazzini. potrei fornire anche tanta energia, perché la centrale Dimmi. nucleare addirittura in questa mappa potrebbe essere utile, perché aiuta soprattutto la nostra popolazione se ci sono grandi quantità d'acqua. Quindi io potrei utilizzare la nostra centrale nucleare per produrre energia e addirittura utilizzare la nostra acqua, visto che ne ho tantissima. Certo, sì sì. Io qua sono un attimo... adesso ho cominciato a estrarre il petrolio, ho costruito 2 magazzini commerciali. Adesso sviluppo per mettere dentro insomma i barili di petrolio e vediamo un po' cosa combiniamo. Petrolio avevamo tanto, 95 mesi. 95 mesi? Buono. Sì, però chiaramente ho ancora solo due cose, due pompe, quindi voglio vedere con 10 pompe quanto ci mette. Perfetto. Allora, La domanda industriale sta crescendo. Boh, posso vedere cosa è Molto fantastica. Allora, in questa zona possiamo collegare innanzitutto altre abitazioni a bassa densità. Perfetto, non hanno problemi a stare vicino alle industrie. Ok, molto bene. Come sta andando per quanto riguarda il magazzino commerciale? Ce la stiamo cavando abbastanza bene, abbiamo numerevoli introiti Petrolio. dalla nostra popolazione. Petrolio. Allora, colloco un'altra ambulanza, va bene? Nel momento in cui avrò 4 ambulanze facciamo 2 ambulanze io e altre 2 tu, ok? Quindi siamo a posto. Inizio Va innanzitutto a mettere il Va Dipartimento buenos. dei Servizi Pubblici per avere quindi una pulizia abbastanza elevata della nostra cittadina. Eccolo qui. Adesso, Ok, non proprio adesso, ok. ma forse tra qualche minuto, proprio tra 5-6 minuti, avrai la possibilità di mettere anche tu la zona di pompaggio dell'acqua, l'impianto di depurazione delle acque reflue, importantissimo, che sarà la prima cosa che andrò a fare, e Perfetto, addirittura la centrale di sì. riciclaggio. Quindi possiamo addirittura invertirci i ruoli. Allora, Buono. vediamo cosa succede. 6.000 Buono, cittadini, buono, buono. perfetto. Il Dipartimento dei Servizi Pubblici è disponibile anche all'altro giocatore. Allora, per quanto riguarda il quartier generale dei metalli, vediamo come sta andando. Eccolo qui. Dove lo ritroviamo? Dobbiamo estrarre 96 tonnellate di carbone in un giorno, quindi dobbiamo attendere quindi la nuova mattina. Andiamo Perfetto. veloci. Ok. Come sta andando? I livelli di inquinamento stanno aumentando. Benino, dai, benino. Sono pochi soldi perché chiaramente ho investito sul pozzo, però va bene, dai, adesso tornano subito i soldi. Faccio 6.000 a turno all'ora, quindi va bene, Perfetto. insomma. Siamo Io messi bene. colloco un bel camioncino dei pompieri, adesso te lo invio immediatamente nella tua città. Perfetto. Allora, Venezia ha bisogno di servizio sanitario. Mi sa che te l'ho inviato però un camioncino. Anzi, una bella, come dire... anzi no, ne ho un'altra Sì, disponibile. sì. Ti ho inviato 2 ambulanze, così siamo a posto. I tuoi cittadini sono più felici e meno a rischio. Molto bene. Perfetto. Per quanto riguarda il nostro grafico della sanità, perfetto, ci sono piccole lesioni e piccole malattie nella parte sud. Ok, altri $18.000. Vediamo cosa possiamo aumentare. Domanda industriale molto alta, quindi vediamo di espanderla proprio in questa zona.
zona. Benissimo, eccoci ritornati nella nostra città. A quanto pare siamo giunti al termine di questo inizio della nostra serie. Abbiamo dato un po' il via alla nostra città, abbiamo messo il primo mattoncino per costruire questo fantastico centro abitato. Anche il nostro Comendone se la sta cavando abbastanza bene, è riuscito ad arrivare a circa 6.000 abitanti, e penso che il seguito di questa campagna, ovviamente con tutti voi, nel momento in cui andrete a popolare il Titan Gorge, continuerà nel canale del nostro caro amico Comenda. Sì, perfetto. Allora io penso che ci saranno 2 video sul tuo canale, perché abbiamo fatto una prima parte molto lunga, e quindi sul secondo video, anche sul primo, ci sarà un link per andare sul mio canale del Comenda Veneziano a vedere il terzo video, anche il terzo e il quarto, adesso vediamo, e così continuiamo la campagna di SimCity. E vi aspettiamo in tanti, numerosi, per migliorare la regione e tutto quanto. Un saluto dal Comendone, ciao! Ciao a tutti ragazzi!